Il lavoro 4.0 risponde a un'esigenza, quella di adattare le persone e la forza lavoro all'innovazione che tutte le aziende stanno portando avanti, soprattutto se vogliono rimanere sul mercato. Lavoro 4.0 significa sviluppare alcune skill che per il 2020 in poi sono quelle che saranno vincenti per quanto riguarda il mercato del lavoro e su questo la nostra società Abanoa propone in questa occasione quelle che saranno le professionalità che andremo ad assumere soprattutto per stare dietro all'innovazione tecnologica nella quale stiamo investendo pesantemente. Quindi molto legato all'automazione dell'informatizzazione dei servizi al cliente, alla gestione attiva delle reti, tutto puntato per migliorare il servizio al cliente finale di Abanoa, che sono tutti i sardi, e soprattutto, oltre che migliorare il servizio, farlo in maniera sempre più economica e quindi sostenibile appunto dal punto di vista economico. Il messaggio che sento di dover dare a questi ragazzi che vedo in massa, che vengono appunto a capire che cosa sta offrendo il lavoro, è quello di studiare, è quello di rendersi sempre più autonomi dal punto di vista della preparazione professionale. Il futuro sarà quello all'interno del mercato 4.0, sarà quello della professionalità e quindi quello di investire sulla loro cultura professionale e soprattutto sulle proprie competenze. Le politiche attive del lavoro sono importantissime. Molti ragazzi non sanno come approcciare le aziende, come farsi sentire. Queste giornate servono proprio per avvicinare l'offerta. È chiaro che non saranno assolutamente decisive e secondo me non sono nemmeno misurabili in termini di riuscita in maniera puntuale, ma io sono convinto che politiche attive del lavoro sono le uniche che poi possono mettere i ragazzi nelle condizioni di passare sopra le barriere dalla scuola al mondo del lavoro.